Vabbè, ma è un incubo. Cioè, il calendario, scriviamolo subito, prima o poi le devi incontrare tutte. No, ma non è così, perché il quando è importantissimo. Ci sono una serie di incastri, specialmente quando poi c'è la Champions in mezzo. Aiuto, cominciamo. Allora, bentornati nello studio. Ho aspettato, perché tra l'altro dobbiamo ancora aspettare la firma, l'ufficialità di Allegri, però con calma facciamo tutto. Iscrivetevi al canale, bentornati, siete nuovi, che cosa vi è piaciuta la copertina? Wink wink, perché comunque è un calendario tosto sicuramente. C'era Lombardo perché pare che De Laurentiis è volato in America presso a me, abbiamo lasciato insieme l'Italia e ce ne siamo andati, e mi sono scritto tutto questo po' di cose. Magari metto dei pop-up sul video in post-produzione, perché è tosta, voglio. E l'unica riflessione che mi viene da fare, quando poi è chiaro che uno deve sempre dire, noi facciamo il discorso del calendario, questa è una squadra piccola, 3 punti, non è così, perché lo abbiamo visto che non è così. Acchiappi la squadra piccola in giornata, la palla non entra e sei fregato. Poi magari fai una grande partita contro uno scontro diretto contro una tua competitor e quella giornata risulta positiva. La riflessione che mi è venuta subito a fare è che sì, teniamo per esempio Como e Inter consecutive una dietro all'altra, tostissime, però Allegri l'anno scorso ha sofferto con le piccole. Cioè noi ci dobbiamo compenetrare nella nuova realtà in cui ci troviamo, e che Allegri dobbiamo capire. Sicuramente una cosa che volevo assolutamente fare era partire bene per acquisire un po' di credibilità, per prendere fiducia anche nell'ambiente, perché si sa che se parti bene è un po' meglio, è un po' più facile poi giustificare un passo falso quando arrivi. Se invece parti male può succedere magari come è successo con Verona-Napoli 3-0 e poi in pompa magna vai a vincere lo scudetto punto a punto, anche perché c'era la grafica che diceva 8 degli ultimi 9 campionati il Napoli sorride alla prima, e io mi sono scritto quella che abbiamo sbagliato è quel 3-0 dove poi Conte prende la squadra, la stravolge, perché ricordate che si cominciò con 3-4-2-1, però Mazzocchi titolare, Politano sotto punta, cose strane e assurde, 4-3-3, 4-3-3, e in questi giorni si sta parlando anche del 4-3-3 di Allegri. Voi con molta calma lasciate un like. Adesso vai, like, perché noi faremo degli approfondimenti interessanti, quello che è il mercato che dovremmo fare, che si potrà fare, sono molte le notizie che si rincorrono. Allora, che faccio? Mi sposto senza alcun motivo? Eccoci qua, ringraziamo Calcio Napoli 24, ringraziamo Napoli Hub, così abbiamo un po' di grafiche mentre io chiacchiero. Allora, si comincia contro il De Rossi, che a me piace tanto, quindi si comincia con una squadra che va in continuità rispetto al finale di stagione dell'anno scorso, e quindi c'è stato anche un discorso di scambi, pare che si vogliono prendere Obaretin, poi si è parlato di Fini per il Napoli, ci hanno detto poi che loro ci volevano inserire dentro Norton Caffi e il Napoli ha detto di no. Notizie che noi raccogliamo, non ci spieghiamo necessariamente, ma le raccogliamo. Dopodiché subito questa Napoli-Como. Pensa che rompi i coglioni, questo sono esattamente 45 minuti. Ma che pensavo non che ce demorde. l'avessi con me, no. No. Che pure insomma nel ruolo mi ci rivedo. Che va considerato uno scontro diretto, voglio, perché il Como sta in Champions League ed è una squadra che tra le altre cose è quella che sembra sul mercato più attiva, anche propositiva, che si può permettere di dire di no a certe offerte e vorrà rimpinguare la squadra che deve affrontare la Champions. Subito back to back Napoli-Como e Inter-Napoli, dopodiché c'è la Champions, perché poi gli incastri sono quelli che ti rendono il calendario anche un po' più complicato. Allegri non l'ha fatta la Champions l'anno scorso, quindi ha potuto programmare e ha cominciato bene, però poi ha finito male. Quindi Napoli-Como, Inter-Napoli, Champions League, dopodiché Napoli-Bologna. Adesso questo Napoli-Bologna con tedesco allenatore, mentre italiano vola in Turchia a farsi un grande trapianto di capelli, perché può essere che ce lo ritroviamo capellone. Da italiano a tedesco dobbiamo capire se il Bologna avrà uno status di squadra europea oppure
se sarà una di quelle squadre tipo Torino, tipo Fiorentina, da capire, di media classifica, Udinese, Sassuolo, che poi ti danno fastidio sicuramente, ma che hanno altre velleità. Poi la Fiorentina, Napoli-Frosinone, poi c'è un'altra partita di Champions prima del Venezia. Ecco, questo scontro, questo incrocio Champions è teoricamente positivo, perché hai Napoli-Frosinone Champions e poi il Venezia. Poi però c'è un'altra Champions che ti porta a Napoli-Roma, quindi non facile. Arriva il Monza, questo dovrebbe essere infrasettimanale, quindi anche lì poco tempo per recuperare, e poi c'è Juventus-Napoli, la Champions e Napoli-Lazio, quindi c'è Spalletti sulla panchina della Juve, con noi con Allegri sulla nostra panchina, poi contro la Lazio che non è più Sarri ma è Gattuso. È una roba inspiegabile quello che sta diventando la Serie A, con la Champions per lo mezzo. Poi Napoli-Torino, Champions Sassuolo-Napoli, anche qua va sfruttata. Napoli-Lecce, Champions Napoli-Milan e poi l'Atalanta, quindi anche qua sempre back to back. Incontriamo Como-Inter, incontriamo Juve-Lazio, incontriamo Milan-Atalanta, una dietro all'altra. Poi Parma, Cagliari e Udinese per chiudere, e si deve chiudere bene, perché si deve chiudere bene. Dopodiché, la particolarità del girone di ritorno, e tu dici, ma quello è asimmetrico, non ci sono partite. No, non è vero, perché sia il Como che l'Inter l'affrontiamo alla seconda e alla terza, così come all'andata, ed è una particolarità di questo calendario. Si comincia con la Fiorentina, poi c'è la Champions, e poi c'è il Como, poi c'è la Champions, e poi c'è l'Inter. Questo inizio girone di ritorno è una roba devastante. Fiorentina, Champions, Como, Champions, Inter, pazzesco. Se ne usciamo vivi, grande Napoli. Lecce, poi c'è la Juve di San Valentino, e se ci sono altri sfizi che avete individuato me li dite nei commenti. E qua ci dovrebbe essere post Juve il playoff di Champions. Io mi fermo ai playoff, perché poi potremo incastrare anche quelli che sono gli ottavi, i quarti, eccetera eccetera, ma per scaramanzia è inutile pensarci. Se ci arriviamo sarà un bel problema da affrontare, quei problemi positivi. Quindi, così come all'andata, Juve e Lazio back to back. Un'altra particolarità, Frosinone, Parma, Bologna, Venezia, Cagliari. Qua speriamo che insomma, perché se Allegri soffre le piccole siamo inguagliatissimi. Sassuolo e poi il Milan, poi c'è l'Udinese, poi c'è la Roma, il Monza, il Genoa, il Torino, e si chiude con l'Atalanta. Quindi non si chiude con una squadra piccola. Se ti servono punti nel finale di stagione devi fare il tuo dovere, devi fare assolutamente il tuo dovere. L'amico Enzo che mi manda proprio gli incastri, siamo way ahead of you, my friend. Ci stiamo proprio valutando questo. Ovviamente gli amici sul gruppo Telegram si stanno divertendo a commentare il tutto. Vedi Tommaso che dice se vedete i calendari delle altre non è che siano meglio. Questo ovviamente non lo posso vedere subito, perché analizzare dall'alto, guardando tutto il panorama, diventa difficile, ma mi rimando ai vostri commenti per capire che ne pensate. Nessuno aveva indovinato, vi avevo detto il Lecce, molti dicevano il Monza, che invece è capitato all'Inter, Frosinone, molti dicevano il Parma, ma però già parlare di calendario mi dà un po' di quella voglia di Serie A, quella voglia di rivedere il campo parlare al posto delle chiacchiere. Però ci sarà una lunga estate di ritiri di Di Maro, non ho avuto modo di parlarne, ma insomma la presentazione dei 2 ritiri è stata veramente una roba brutta. Il livello continua a scendere vertiginosamente verso il basso, al di là di De Laurentiis che d'Italia. Sembra quasi che sai poco. Allora, insomma è il solito, non è che cambia in vecchiaia, adesso diventa bello che non dice più parolacce, no, ne dice lo stesso numero di parolacce che diceva prima, non spegne il telefono. Il problema, cioè per tutta la conferenza il telefono che brutto. Ma peggio sono quelli con cui ci dobbiamo confrontare, i politici, i politicanti a Banconot, l'Aurelio, gente veramente. Se tu fai una domanda, dici per il centenario avete organizzato qualcosa di particolare, quelli di Di Maro che dice no, ma noi non capita il giorno, noi facciamo prima a luglio, quindi non ci interessa. Quegli altri di Castellisangre, ma mo ci pensiamo, perché forse se la data non è certa, nella Laurentiis ha detto che il 1° agosto pioveva, ma non è detto così. Insomma, il centenario interessa solo a noi, interesserà al settore marketing, mi immagino belle cose, tra magliette, tra idee sfolgoranti per il merchandising, va benissimo.
ma gli altri mi sembrano meno interessati a festeggiare il centenario di una squadra gloriosa come quella del Napoli, dove però non sempre si è arrivati sul podio così in maniera, cioè, lamentandoci anche del podio. Vediamo di farlo anche quest'anno magari, di modo che io non lo so. Con molta calma analizzeremo le cose di Allegri, le cose piano piano, perché altrimenti se ci facciamo prendere dal panico non cominciamo nemmeno. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Vi piace il calendario? Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.